Noi con questa presentazione vogliamo raccontare una storia di successo, una storia di un veneto che è riuscito a sfruttare i propri talenti e a potenziare quelle che sono le sue capacità e le sue abilità e proporsi quindi e dimostrare come sia possibile in vari campi riuscire, al di là delle limitazioni che ci possono essere anche da un punto di vista personale, di riuscire a raggiungere risultati e a dimostrare quindi che è possibile nella propria vita, nonostante le fragilità, a raggiungere anche il successo. Questa è l'occasione più opportuna e adeguata, cioè quella di venire nel palazzo che rappresenta le istituzioni e che rappresenta quindi i veneti, uno spettacolo di una persona che appunto riesce, nonostante quelle che possono essere delle fragilità, a dimostrare le grandi capacità che ha. Allora, è un'autobiografia, ma ambientata nel Settecento tra Prerossa e Aborigeni, per cui chi mi conosce può cogliere molti aspetti della mia vita. Chi non mi conosce può leggere una storia un po' particolare, E cos'è il dono in questo caso? ma il buono, se siamo qui, abbiamo tutti un dono che è quello della vita, perché se siamo vivi è comunque un dono. Poi il dono è avere dei poteri sciamanici. E infine il dono è un passaggio di una colonnina che è il vero protagonista del libro.